Siamo ad Orsago per una mostra un po' particolare, Michael Schumacher, gli anni d'oro, e con noi c'è l'amico Flavio Manzi che ha curato appunto e che ha fatto tutte queste bellissime fotografie. Qui ad Orsago per un paio di settimane, insomma, si è vissuto il mito di Michael Schumacher e della Ferrari ancora una volta. Sì, in effetti è nata da una idea, da diciamo persone importanti qui del comune, nella persona del sindaco, vice sindaco Simonetta Mandis e Mariano Zava, che così per un incontro di una sera a cena assieme si è pensato di allestire questa mostra raccontando praticamente tutta la storia di Michael Schumacher dal primo giorno in cui lui ha guidato una Formula 1, cioè nel 1991 sulla Jordan, fino agli ultimi diciamo scatti che vedrete qui in mostra, che riguardano gli ultimi momenti in Mercedes nel 2012. Lui è nei cuori di tutti, immagino, no? Era nei cuori di tutti, o è? Sì, ma credo che lo sia ancora, perché quello che ha fatto lui ovviamente in tutti questi anni, vincendo 5 titoli mondiali, voglio dire, dopo che la Ferrari era a digiuno da parecchi anni, il cuore dei tifosi batte ancora per Michael Schumacher. Con lui io sono stato fortunato perché sono capitato al momento giusto, al posto giusto, e quindi abbiamo vissuto e ho percorso assieme a lui tutti questi anni, soprattutto anni d'oro, come viene intitolata questa mostra, per cui un ricordo particolare ne ho tantissimi. Diciamo che io, essendo stato all'epoca voglio dire sempre a contatto con lui e con la Ferrari in particolare, momenti ne abbiamo vissuti insieme tanti. Ovviamente io ero sempre defilato dietro le quinte per il ruolo che mi competeva, e cioè quello di fotografo, ci vuole discrezione. Chiarissimo. Tu sei legato in qualche modo a qualcuna di queste foto in modo particolare oppure no? Beh, sì, ci sono delle foto con le quali sono particolarmente legato, sono quelle che magari raccontano i momenti in cui lui è diventato campione del mondo, e cioè ce ne sono più di una perché è diventato campione 5 volte, quindi possiamo diciamo pensare a 5 fotografie. In particolare non saprei, ce ne sono talmente tante, ma quella più significativa, che anche ha, diciamo, esatto, che ha avuto anche i riscontri maggiori da parte dell'affluenza di gente che c'è stata qui nella sala espositiva, e sono state tante le persone, quelli che tutti si sono soffermati, come diciamo prevalentemente ad osservare, è quella foto che adesso vi mostreremo qui sulla nostra sinistra. Senti, Michael Schumacher chiude con gli anni d'oro, si aprono quelli di Hamilton, quindi farai un'altra mostra per quelli? Beh, guarda, l'epoca Hamilton è appena iniziata, già uno scatto l'abbiamo già messo in cantiere, cioè i primi giri che ha fatto mercoledì scorso a Fiorano, dove c'erano 2000 persone, cosa mai vista tanta gente, con una giornata come ci siamo trovati ad affrontare, e quindi Tu hai cominciato il tuo lavoro? Io sono già pronto, voglio dire, questo è il primo passo, questo è il là. Abbiamo fatto il là e vedremo in futuro che cosa ne uscirà, però la mostra si potrà fare.